Si è finalmente alzato il sipario anche sui campionati giovanili. A rompere il ghiaccio sono stati gli Energy Under 17 che nel loro torneo di eccellenza hanno esordito con un largo successo ai danni degli udinesi della CBU. Una buona prestazione all'inizio del nuovo corso a guida Rino Puntin, che ha visto i giovani portoguaresi sempre padroni del match andare a riposo sul 41-31, vantaggio poi dilatato sino all'81-52 finale. Abbiamo affrontato la partita abbastanza un po' contratti, perché ovviamente prima partita di campionato c'è un po' di difficoltà, c'è un po' di ruggine. Dopodiché in secondo quarto abbiamo cominciato a praticare il nostro gioco difensivo con una difesa un pochettino più pressante e ci ha permesso di giocare in attacco con una certa fluidità e trovando soluzioni anche abbastanza agevoli. E devo dire che loro sono una bella squadra, perché gran parte sono di un'annata più giovane e quindi è stata assemblata quest'anno, quindi in prospettiva futura devo dire che è una bella squadra. Una squadra, quella dell'Under 17 Energy, che anche in questo nuovo corso ha confermato le caratteristiche del proprio gioco, sempre incentrato su una grande intensità difensiva. Beh sì, per forza, dobbiamo per forza fare di necessità virtù, nel senso che purtroppo ci manca qualche ragazzo che copriva un po' il ruolo da giocatore un po' più lungo, e quindi siamo tutti piccoli, siamo praticamente una banda bassotti e il nostro gioco per forza deve poggiare su una grande intensità difensiva e veloci capovolgimenti di fronte, quindi con un gioco abbastanza libero però che dia una velocità di manovra. L'Under 17 ritorna in campo il 1 novembre alle ore 19, sempre al Pala Lovisa contro l'Apu Udine. Domenica mattina 31 ottobre esordisce in quel di San Daniele anche l'Under 15 Eccellenza targata Cordovado di coach Michele Pivetta. Pala 2 alle ore 10:30.